Finanziati i lavori di manutenzione straordinaria per le vie principali, stradali e marciapiedi nell'ambito del viale Emporium in località San Leone ad Agrigento. L'importo dei lavori è di circa 1 milione di euro. Il bando pubblicato nella Gazzetta della Regione Siciliana è del 7 maggio scorso. L'intervento progettuale consiste infatti nella manutenzione straordinaria del viale Emporium a San Leone. Il viale è l'arteria d'ingresso alla località balneare e costituisce il percorso principale di collegamento con la città di Agrigento. A causa dell'elevato traffico che soprattutto nel periodo estivo interessa la frazione di San Leone, tale strada necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria. Il manto di usura si presenta molto deteriorato, diversi tombini causa di cedimenti localizzati risultano a quota inferiore rispetto alla superficie carrabile. Inoltre, a causa del taglio necessario di alcuni alberi che stavano danneggiando con le loro radici sia la superficie stradale che le limitrofe abitazioni, i marciapiedi risultano essere dismessi e incoerenti, comportando un alto rischio per i pedoni che sono costretti a scendere sulla via carrabile per oltrepassare l'ostacolo. Il progetto finanziato prevede l'eliminazione dei tronchi residui esistenti attraverso il taglio a raso degli stessi e il successivo ripristino della porzione di marciapiede interessata. È in progetto anche il rialzo dei tombini, delle caditoie, per il ripristino della sicurezza stradale e infine si ripristinerà anche il manto di usura della superficie carrabile. Previo scarifica dell'esistente ripavimenteranno i marciapiedi su entrambi i viale Emporium. Ringrazio l'assessore Gerlando Principato e gli architetti Gaetano Greco e Ivano Agostara per il risultato raggiunto. Questo quanto affermato dal primo cittadino Miccichè